Ottimo il riscontro di pubblico che ha avuto ieri il convegno organizzato dall'Ande, presieduto da Carola De Paoli, e che ha visto in sala discutere sui nuovi codici e narrazione della mafia, con ospiti di livello come i giornalisti Francesco Pila, che è anche sociologo e docente di comunicazione, Mario Barresi, inviato speciale del quotidiano La Sicilia di Catania, e Riccardo Loverso, redattore del quotidiano online Live Sicilia. Al termine un ampio dibattito ha caratterizzato l'evento, che era anche accreditato come formativo da parte dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Intanto devo dire che l'Ande prima di questo appuntamento ne ha già avuti diversi altri sia sulla legalità che sulla comunicazione. In modo particolare al tema della comunicazione sono stati dedicati diversi convegni, diversi incontri e l'argomento è stato sempre declinato con riferimento ai fenomeni sociali più emergenti. Quindi non poteva mancare questo appuntamento di oggi pomeriggio che ci vede impegnati a trattare sulla comunicazione delle organizzazioni criminali e segnatamente della mafia. In questo modo pensiamo di dare importanti rivelazioni, importanti notizie su questa organizzazione criminale che naturalmente noi conosciamo ovviamente dalle letture, dalle televisioni, dai giornali e che però ci sta attorno, che però ci circonda, perché sappiamo che il nostro territorio ha sempre avuto, diciamo, purtroppo questa vocazione mafiosa. Quindi saremo qua con il professore Francesco Pira che parlerà della comunicazione, con i due giornalisti, uno di Live Sicilia Riccardo Loverso e Mario Barresi della Sicilia. C'è anche un condizionamento verso il mondo del giornalismo da parte dei social, spesso non si distingue qual è la notizia vera dalle fake news. Lei è stato particolarmente attento a questa tematica. Io credo che sulla mafia stiamo assistendo ad un fenomeno, io ho fatto 2 articoli scientifici sull'argomento, stiamo assistendo ad un fenomeno molto pericoloso. C'è la possibilità che tutti pensiamo che la mafia non esiste più perché la mafia non fa stragi, perché la mafia non uccide, perché la mafia non è sulle strade a sparare e perché la narrazione è diventata una narrazione molto spettacolarizzata. Oggi pensiamo che la mafia è quella delle fiction, mentre ieri pensavamo che la mafia era quella del Padrino. Insomma, bisogna registrare questa nuova situazione e bisogna spiegare soprattutto ai giovani, come diceva il giudice Caponnetto, capo del pool antimafia, che per riuscire a far passare un messaggio forte bisogna tagliare l'erba sotto i piedi della mafia e quindi non far reclutare giovani alla mafia. Un argomento di grande attualità, ma soprattutto di grande attualità è il modo di raccontare oggi Cosa Nostra. Sono cambiati i codici linguistici, è cambiata la stessa mafia e siamo cambiati anche noi giornalisti. Dobbiamo farci trovare pronti ad evitare inutili spettacolarizzazioni, ad evitare di guardare all'interno del buco della serratura, ma a guardare le cose che ci succedono attorno, perché solo con l'analisi attenta e solo con la conoscenza che si può combattere un fenomeno mafioso, perché la mafia spara meno, uccide meno, ma continua a fare affari, continua a infiltrarsi nell'economia pulita, quindi attenzione da parte di tutti. Noi abbiamo la responsabilità di aggiornarci, di restare sul pezzo e di modificare anche il nostro approccio al problema. Non ci sono più le coppole e le lupare, ci sono i colletti bianchi e secondo me noi dovremmo avere anche un bagno di umiltà come categoria professionale per avere la capacità di raccontare al meglio questo fenomeno e di evitare gli eccessi, sia nel raccontare la mafia e sia, come proverò ad argomentare nel mio intervento, a raccontare l'antimafia, sulla quale anche noi giornalisti abbiamo fatto tantissimi errori nel recente passato. Sembra un forte condizionamento? Sì, effettivamente sì, e noi dobbiamo blindarci da qualsiasi condizionamento e dobbiamo anche coltivare l'approfondimento e il giornalismo di inchiesta anche per evitare l'effetto dei social che provano molto spesso a fare di tutta l'erba un fascio e quindi a dare un'informazione troppo superficiale. Il giornalismo di inchiesta che purtroppo regredisce giorno
giorno dopo giorno per via anche delle difficoltà in cui il mondo della stampa sta attraversando già da diverso tempo, senza nessune risposte concrete verso il settore e verso l'editoria. Regredisce perché gli editori non hanno soldi, sono in crisi, non investono, non pagano, ci sono centinaia di collaboratori che non sono in una situazione di privilegio quale è la mia di giornalista contrattualizzato, ma che fanno di fatto la spina dorsale dell'informazione siciliana in questo momento. È una fase complicata, ma io sono convinto che alla fine di giornalismo di qualità, senza altra definizione, c'è bisogno.